Turismo veneto ancora in crescita dopo il record del 2016 che aveva visto 17,9 milioni di arrivi e 65,4 milioni di presenze nella nostra regione. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'ufficio statistico di Palazzo Balbi ha registrato un più 8,3% negli arrivi e un più 8,1% nelle presenze, secondo le stime elaborate sui dati di alberghi e campeggi. A rilanciare il settore, in particolare, il ritorno alle vecchie abitudini di molte famiglie italiane che con la crisi avevano smesso di frequentare le nostre località. In quelle balneari nel 2017 sono aumentati del 25%. Il tema è quello economico, è inutile che ci nascondiamo, le famiglie italiane non hanno più nella media le disponibilità economiche per potersi permettere le vacanze che si potevano permettere 10 anni fa, quindi timidamente si stanno riaffacciando, li vediamo, anziché una settimana fanno 3 giorni, scelgono un albergo di categoria magari più bassa, però devo dire che i segnali che l'italiano ritorna a fare vacanze ci sono. Il più 17,3% di arrivi e più 16,2% di presenze nei campeggi è invece spiegato dalla crescita della Germania, che resta il primo mercato estero di riferimento. Le presenze sono arrivate a 4,8 milioni e nella seconda metà dell'anno ne sono previste molte di più.